Dovere Circo Alinesus, buonasera e grazie per avermi invitato a questa serata di teologia slovena. Il mio contributo si propone di aggiungere un po' di teologia morale alla nostra serata slovena. Si tratta di una questione piuttosto importante. Sappiamo tutti che oggi sono le questioni di teologia morale quelle più visibili, non dico più importanti, perché le questioni morali nascono da presupposti antropologici, filosofici, dogmatici risolti e dallo stato attuale della nostra società, ma è comunque un fatto che siano quelle più visibili. Quando devo rispondere alle domande dei giornalisti, le questioni riguardanti l'etica e morale sono sicuramente circa il 70%, e poi il resto sono quelle riguardanti scandali e affari di denaro. Ecco. Siamo qui riuniti per celebrare 2 anniversari, 50 anni del conferimento del titolo di pontificio al Collegio Sloveno a Roma e per celebrare 30 anni della Conferenza Episcopale Slovena indipendente. Soprattutto in vista del secondo giubileo, quando ho ricevuto questo invito alla serata slovena, sapevo già cosa bisognava dire oggi nel contesto della teologia morale. Se guardiamo agli ultimi 30 anni del nostro Paese e al suo interno della comunità cattolica, una figura spicca nel campo della teologia morale, lo sappiamo, gli sloveni, l'arcivescovo di Ljubljana Alojzij Šuštar. Dopo essersi laureato in teologia, Šuštar, alunno del Pontificium Collegium Germanicum, ricevette nel 1941 un dottorato in teologia della Pontificia Università Gregoriana e poi fu eletto arcivescovo di Ljubljana e di grande aiuto fu per lui l'esperienza di 27 anni trascorsi in Svizzera, dove aveva svolto il suo ministero come docente di filosofia e di teologia morale. Così, quando guardiamo ai 30 anni di indipendenza della Slovenia, non possiamo non ricordare la figura di questo grande arcivescovo che, tra le altre cose, ha accompagnato la Slovenia sulla strada dell'indipendenza. Ma se guardiamo più da vicino, lo vediamo anche come un importantissimo teologo morale, con molti anni di esperienza internazionale che ha accumulato fedelmente le sue conoscenze e le ha tradotte in lingua slovena. Un solo sguardo alle sue opere teologiche rivela che l'arcivescovo Šuštar è un teologo della coscienza. Forse possiamo anche dire che la chiave del suo lavoro è il capitolo 16 del documento conciliare Gaudium et Spes, dove tra l'altro si dice che la coscienza sia il nucleo più segreto, il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità, per risolvere, secondo verità, numerosi problemi morali che sorgono tanto nella vita privata quanto in quella sociale. Oggi, quando guardiamo ai tumultuosi sviluppi post-conciliari della teologia morale e li guardiamo con una certa distanza e un maggior grado di critica, possiamo scoprire negli articoli di Šuštar un teologo di centro. Ciò significa che era aperto a nuove ricerche, ma che vedeva anche in essi carenze e questioni irrisolte. Come sloveno, in mezzo al mondo germanico, non si lasciò trascinare da alcun complesso di inferiorità. Al centro delle correnti progressiste estreme che mettevano in discussione tutto nella teologia morale e davano origine alla frase ben nota, probabilmente anche in italiano, che se c'è una verità, se ci sia una verità nella morale oggi, si dice in sloveno molte volte, c'è u moralki sploh kaj jasnega. Come studente della Pontificia Università Gregoriana a Roma, non poteva neanche rimanere soddisfatto della cosiddetta neoscolastica romana, soprattutto nel periodo tra le due guerre, che nel periodo tra le due guerre cercava di consolidare il ruolo dell'autorità della Chiesa nel campo della morale. A mio avviso, 2 riflessioni di Šuštar sono particolarmente importanti: il rinnovamento del concetto della legge naturale è la sistematizzazione della nozione di coscienza morale. Riguardo a questa seconda, quello che forse è più rilevante per oggi è la sua distinzione tra coscienza cosiddetta autonoma e coscienza teonoma.
La coscienza autonoma, la conosciamo, nel contesto della teologia morale cattolica si riferisce alla capacità individuale di discernere moralmente e prendere decisioni sulla base del proprio giudizio e della propria responsabilità personale. Essa implica che ogni individuo abbia il diritto e il dovere di formare la propria coscienza prendendo in considerazione i principi morali e gli insegnamenti della Chiesa. Implica che il fedele non si limiti ad accettare passivamente le norme morali impartite dall'autorità ecclesiastica. Dall'altro lato, coscienza teonoma si riferisce alla concezione secondo cui la coscienza morale è chiamata a conformarsi alla volontà di Dio e alle leggi morali rivelate. In questa visione, teonoma, la coscienza non è autonoma nel senso di determinare arbitrariamente ciò che è giusto o sbagliato, ma è chiamata ad allinearsi con i comandamenti e gli insegnamenti di Dio. Lo sappiamo, Sacra Scrittura, tradizione, insegnamento magisteriale della Chiesa. Un piccolo libretto sloveno di Schuster pubblicato nelle Knjižice, opuscoli salesiani, si intitola Come vivere rettamente. Questa è la domanda a cui Schuster cerca di dare una risposta in tutti i suoi scritti sulla coscienza. Questa domanda, cioè come vivere rettamente, nasce dalla coscienza dell'uomo moderno che da un lato è sensibile alla sua libertà, autonomia, dall'altro ha difficoltà a comprendere la legge morale e qualsiasi autorità. C'è una certa teonomia, capire questa teonomia. L'uomo moderno vive nella sua coscienza un conflitto tra la norma o la prescrizione e la sua libertà. È un conflitto tra un'autorità esterna e la sua coscienza individuale. Proprio la questione della coscienza è la questione centrale della teologia morale post-conciliare, che dovrebbe aiutare a risolvere questo problema quotidiano. Possiamo dire subito che Schuster ha fatto un lavoro importantissimo, ci ha dato questi strumenti, ha tradotto questi concetti di riflessione che sono stati portati avanti nella teologia morale cattolica per secoli, ma naturalmente non ha finito il lavoro e nemmeno noi lo faremo. È un, rompicapo insolubile del fatto che noi esseri umani siamo da un lato soggetti a una morale oggettiva data da Dio e allo stesso tempo dotati di una libertà che possiamo usare in un modo o nell'altro, sbagliato o giusto. A volte non sappiamo nemmeno come usarla nel modo giusto anche quando ci sforziamo di vivere una vita cristiana e retta. Tuttavia, poiché il nostro tempo è limitato, rimaniamo con questo desiderio di Monsignor Schuster che la coscienza dell'uomo sia veramente autonoma, non nel senso di diventare autosufficiente, ma correttamente formata, quindi nobilmente autonoma. Si tratta di una visione della coscienza umana che è anche molto vicina alla visione della teologia morale nell'attuale pontificato. Amoris Laetitia, già menzionata esortazione apostolica post-sinodale del 2016, interpretata troppo spesso dai media come una sorta di manifesto modernista di Papa Francesco, in realtà sostiene la stessa strada, cioè la formazione della coscienza cattolica ad essere davvero autonoma, ma nel modo teonomo. Sì, Papa Francesco vuole che le coscienze dei fedeli siano formate nobilmente autonome. Tra le parentesi, è vero che il Santo Padre attribuisce ora alla coscienza anche dei ruoli molto ampi, con i quali Arcivescovo Schuster, a mio avviso, non sarebbe d'accordo, ma sono tempi diversi, problemi diversi, questo è un altro argomento. Per Schuster la coscienza è innanzitutto il centro e la profondità della personalità umana, il centro di tutta la personalità. A questa visione personalistica della coscienza, il Concilio Vaticano II aggiunge il carattere di apertura ai valori morali e alla legge morale. La coscienza implica quindi l'incontro diretto dell'uomo con Dio vivente e la sua responsabilità diretta davanti a Dio stesso, attenti alla responsabilità. Ho ritenuto importante riprendere queste
poche riflessioni dell'Arcivescovo Šuštar in occasione di questa serata slovena, perché possano essere di grande aiuto anche per i nostri problemi moderni. Possiamo notare che la nozione di coscienza autonoma è diventata molto più complessa nel corso dei decenni. Tuttavia questa distinzione è molto importante, sempre un aiuto quando i teologi morali interpretano vari problemi moderni. Ad esempio, quando si affronta il tema del suicidio assistito, molto attuale adesso nella Slovenia, ci si trova di fronte a una comprensione estremamente individualistica dell'autonomia della coscienza. Quando ci si trova di fronte al marketing moderno, ai media, in generale al capitalismo estremo orientato al mercato, stiamo essenzialmente di fronte a tentativi di riabilitare una sorta di coscienza teonoma, solo con il capitale che siede al posto del teos, di Dio, cioè cercando di aggiustare le nostre coscienze. Questo fa il moderno marketing, cerca di aggiustare la coscienza dell'individuo in modo che sia correttamente formata per il consumo e i buoni guadagni di pochi individui. Ecco questi estremi, la coscienza autonoma da un lato, coscienza teonoma formulata teonoma in un altro modo dall'altro lato. Ma anche questo è un altro argomento. Vi ringrazio per l'attenzione, per l'opportunità di dire qualche parola sull'Arcivescovo Šuštar, il primo presidente della Conferenza Episcopale Slovena, e sul suo punto di vista sulla coscienza morale. Grazie.